Un video sui 10 anni del premio Libero Grassi, ma anche momenti di confronto e di dibattito. Sono alcuni dei momenti previsti dalle giornate della legalità nell'ambito del progetto Sportelli Legalità di Unioncamere Sicilia, iniziativa presentata stamani alla Camera di Commercio di Agrigento. Si tratta di un progetto finanziato dal Fondo Perequativo per sostenere la diffusione della cultura e della legalità tra i cittadini e le istituzioni del territorio, attraverso specifiche attività di sensibilizzazione e comunicazione. Assieme alle altre camere di commercio, alle 9 camere di commercio siciliane, abbiamo realizzato questo video, un video che commemora i 10 anni del premio Libero Grasso. Libero Grasso è un imprenditore che ha saputo dire no, è un imprenditore simbolo per noi imprenditori e per tutti coloro i quali vogliono fare imprese in questa terra e la vogliono fare come dovrebbe essere fatto, nel pieno della legalità. Ecco, noi ci auguriamo di andare in tutti gli istituti superiori della nostra provincia proprio per innescare questa riflessione sulla legalità, questa riflessione su come si possa fare impresa nella legalità. Un'occasione per ribadire il valore e il concetto del rispetto della legalità nelle giovani generazioni. L'iniziativa della Camera di Commercio rivolta ai giovani, la presenza dei giovani è ciò che assolutamente ci deve fare ben sperare per il futuro. Quei valori di cui parlava adesso Libero Grassi sul concetto della qualità della nostra vita, la nostra dignità, siano sempre mantenuti assolutamente alti. È un'iniziativa importante questa perché è dedicata ai giovani e noi dobbiamo operare secondo me sul coinvolgimento sia dei settori produttivi, perché poi sono quelli che devono concretamente ribellarsi al pagamento del pizzo con le denunce in forma associata e con le forme che abbiamo visto più utili anche per la tutela delle stesse vittime. E dall'altro lato far crescere nei giovani una sana mentalità antimafiosa. Un'iniziativa per sensibilizzare e formare i giovani alla cultura della legalità. Ufficio 10° ambito territoriale per la provincia di Agrigento con la Camera di Commercio ha siglato l'anno scorso un protocollo d'intesa proprio sui temi della legalità e quindi sono state organizzate e verranno organizzate